Un saluto a tutti i telespettatori. La rubrica Noi Chiesa di questa settimana sarà monotematica, dedicata alla grande assemblea diocesana che si è celebrata domenica scorsa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Un momento di festa condiviso da tanti fedeli insieme al Vescovo, nel corso del quale Monsignor Alberto Tanasini ha enunciato le linee pastorali per i prossimi anni nella nostra diocesi, tenendo conto del lavoro svolto ai tavoli sinodali nei diversi ambiti. Il Vescovo ha anche annunciato che in occasione del convegno diocesano che si celebrerà in autunno in diocesi verranno fatta una prima verifica sul lavoro svolto e da quella data inizierà una seconda visita pastorale che si svolgerà per ambiti. La sintesi di quanto enunciato dal Vescovo nel primo servizio di questa sera. Per una chiesa chiavarese che si rinnova nella gioia del Vangelo, le linee pastorali del Vescovo Alberto Tanasini si riassumono in questo titolo. Al termine del cammino sinodale, il pastore della diocesi si rivolge a tutti gli abitanti del territorio con un documento di 9 pagine suddiviso in 6 paragrafi, ciascuno dei quali contenente un riquadro per l'operatività e le conclusioni finali. Il momento è importante e abbiamo voluto che la nostra comunità diocesana se ne sentisse coinvolta. Non fosse possibilmente soltanto ciò che interessa agli addetti ai lavori. Il testo fa la sintesi di un lavoro durato 2 anni che ha coinvolto in diocesi, almeno nella parte iniziale del cammino, circa 630 persone suddivise in 8 ambiti territoriali. Un lavoro dedicato a rispondere alla richiesta di Papa Francesco che anche la nostra Chiesa si metta in gioco per un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed è importante, fondamentale l'annuncio del Vangelo, come è importante scuoterci come comunità e come singoli fedeli per essere più adeguati a questo impegno. Monsignor Tanasini passa poi alla parte più concreta, sintetizzando in punti le linee guida, partendo dalla forza per l'annuncio efficace del Vangelo, la promozione di una maggiore comunione con le realtà del territorio, la formazione, la cura delle celebrazioni liturgiche, l'abitare nelle città degli uomini, soprattutto avendo cura delle solitudini e delle famiglie, infine la carità che non abbia finzioni e che non riduca le comunità ad agenzie assistenziali. Do appuntamento al convegno diocesano d'autunno per una prima verifica sulla recezione di queste linee programmate. Inoltre, nello stesso periodo inizierò la seconda visita pastorale della diocesi che sarà svolta per ambiti. Tutto questo consentirà di impegnarci insieme sull'attuazione delle linee guidate. E ora passiamo alle testimonianze dalla piazza, una piazza gremitissima, quella dinanzi alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Oltre 500 le persone presenti che hanno condiviso col Vescovo questo momento di ripartenza per la diocesi. Molte le persone presenti che hanno anche condiviso il cammino preparatorio, ovvero quello dei tavoli sinodali. Allora ripercorriamo questa giornata di festa attraverso le testimonianze proprio raccolte in piazza durante l'evento. Dove ha collaborato a questi tavoli? In quale zona? Ero nel gruppo numero 6 e era il gruppo interparrocchiale, cioè fare comunione. E per me è stata una bellissima... Gruppo numero 6, quindi Chiavari? Numero 6. Ambito Chiavari, perfetto. Per me è stata una bellissima esperienza perché innanzitutto è stata un'esperienza vederci con altre persone e quindi abbiamo fatto già comunione fra di noi. E vederci, incontrarci, conoscere anche persone nuove e poi nel nostro gruppo alcune persone andavano anche a intervistare altre persone della città e quindi è stato un metterci insieme con gli altri e quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza. La cosa bella è che abbiamo nel nostro gruppo, dicevamo, sarebbe bello far comunione un po' con tutti, andare noi a cercare gli altri, ecco, di non aspettare che vengono loro in cerca di noi. Abbiamo con noi Paolo, arriva da Casarza Ligure. Intanto in quale tavolo sei stato coinvolto? Ma io ho partecipato al tavolo Uscire, uno dei 4 tavoli che abbiamo organizzato nell'ambito Casarza, Castiglione e Moneglia.
E in effetti, ecco, tu parlavi di ascoltare. Noi credo abbiamo fatto esperienza nel lavoro del nostro tavolo dell'ascoltare declinandolo in vari modi. E poi però abbiamo provato a vivere l'ascoltare anche come un porsi in ascolto della realtà, della storia in cui viviamo, e porsi in ascolto soprattutto delle fragilità, delle debolezze del nostro tempo. E ancora poi un'altra dimensione poi di base dell'ascolto, che è l'ascolto della parola, cioè alla base del nostro lavoro, del nostro tavolo, c'è stato l'ascolto, la centralità della parola, ecco, una parola che può dare forma alla nostra vita e che possiamo consegnare veramente al nostro tempo, sempre viva, attuale. Ecco, partendo da questa esperienza che avete condiviso insieme, quali sono stati, almeno nel tuo tavolo, gli elementi di sintesi più preziosi che vi siete portati a casa? Sicuramente l'uscire declinato nella realtà concreta del nostro ambito diocesano significa sperimentare percorsi di lavoro insieme al di fuori dei confini della singola comunità parrocchiale. Il lavoro che abbiamo svolto, che è stato svolto nelle parrocchie e non solo nelle parrocchie, è proprio quello di essere andati ad ascoltare anche le periferie, cioè ascoltare quelle esigenze che forse rimangono nascoste nel nostro territorio. L'occasione di questo incontro e l'occasione del lavoro che è stato fatto dalla Diocesi è stato proprio quello di raccogliere il messaggio del Papa, e ringrazio il Vescovo che ha dato questa opportunità affinché sia possibile rincontrarci e riparlarci. È importante. Ecco, lei che cosa si aspetta un po' da il dopo questa giornata? Il cammino in qualche modo di questi 2 anni è stato tracciato prima dal convegno ecclesiale di Firenze e poi da un lavoro proprio esplicito della nostra diocesi. Ora però non è un momento di arrivo, un momento di ripartenza. Lei come vede il futuro e anche la linea pastorale futura? Ma credo che tutto dipenda dalla testimonianza che ognuno di noi è in grado di dare. Cioè, parlare di evangelizzazione e parlare di incontro fra la gente è importante, lo abbiamo sperimentato anche con altri momenti nella diocesi, il convegno con i giovani e altri momenti proprio degli ultimi tempi. Riparlare e ridiscutere anche, pur magari con persone che la pensano diversamente, ma cominciare a parlare diventa il mandato, secondo me, del prossimo futuro, e un futuro che deve essere senz'altro inteso come positivo, dentro, voglio dire, al chiasso, al rumore di questi nostri tempi. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Siamo insieme a 2 signore che hanno collaborato ai tavoli di santo. Il vostro nome? Valeria. Anna. Benissimo, allora ci mettiamo così e anche per voi raccontiamo un po' questo cammino, come è iniziato. Quando vi è stata fatta questa proposta, che cosa avete pensato? Io lì per lì quasi non volevo partecipare, poi a un certo punto, all'ultimo momento, ho detto: ma se questa cosa la vuole il Papa bisogna proprio che mi butti. Ho fermato Don Valerio e gli ho detto: guarda che ho deciso insieme a Marcello di partecipare anch'io a questo cammino, e sono stata felicissima di averlo fatto. La signora era più decisa, determinata, oppure anche lei ha avuto qualche titubanza all'inizio? Ma mi sembrava invece di essere più decisa, perché ci credo molto a questo lavoro così, che era della trasfigurazione, ma come la bellezza di portare qualcosa di nuovo nella nostra liturgia, per non farla sempre più pesante, cioè di alleggerirla, ma nella bellezza dello spirito che ci aiuta
Tra l'altro Santa Margherita Ligure è una città turistica, quindi in questa stagione sicuramente anche le chiese saranno affollate da tanti turisti. Ecco, alla fine di tutto il percorso possiamo dire che è stato un lavoro proficuo? Sì, sì, e poi è stato bello perché è stato fatto con sincerità e poi abbiamo condiviso tutte le... prima quello che ci aveva colpito nel Vangelo, nei brani del Vangelo, e poi abbiamo condiviso quello che ci piaceva, che già esiste nelle nostre parrocchie, e quello che invece non ci piaceva tanto, che avevamo il desiderio che si rinnovasse. Ed è stato bellissimo perché un nostro amico, diciamo, e anche altri del nostro gruppo l'hanno appoggiato, che ha chiesto che sia all'adorazione eucaristica e anche nella processione del Corpus Domini ci fosse più ascolto, qualche canto, ma più silenzio, leggere poco e poi ascoltare, seguire Gesù eucaristico in silenzio, e quando l'abbiamo fatto è stato proprio bello. Bene, allora si riparte con gioia? Si riparte assolutamente sì, con gioia e con grande desiderio di questo cambiamento, di fare le cose più col cuore, che non solo per ubbidienza a delle cose vecchie, ma che questo spirito davvero possa trasformarci un po'. Sebastiano, che arriva dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte di Sestri Levante e fa parte della consulta diocesana di pastorale giovanile. Come sapete, ad ottobre si svolgerà il Sinodo dei Vescovi dedicato proprio al tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, e possiamo dire, Sebastiano, che almeno all'interno della consulta diocesana di pastorale giovanile questa parola è stata anche praticata. Sì, innanzitutto l'abbiamo praticata fra di noi, fra i membri di questa consulta, che veniamo da tutti i vicariati, i movimenti, le associazioni, ed è un confronto aperto, vero, sui giovani che frequentano i nostri gruppi, le nostre realtà, e anche sui giovani che invece non li frequentano. E poi anche attraverso delle scelte concrete. Ad esempio, negli ultimi 2 anni, e in quest'anno particolare, abbiamo proposto un momento di ritiro per i giovani che potessero essere proprio aiutati nel loro discernimento, quindi nel prendere delle scelte per la loro vita. E come ricordava adesso Luca, a ottobre vivremo il Sinodo, dal titolo appunto Fede, Giovane e Discernimento Vocazionale, e ci stiamo preparando a vivere un cammino estivo con i giovani che attraverserà le nostre città, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, per arrivare insieme a Roma, dove pregheremo insieme al Papa, appunto perché questo Sinodo porti effettivamente un frutto buono per i nostri giovani. E sarà tra l'altro il primo incontro che Papa Francesco avrà con i giovani italiani. L'organizzazione anche di questo momento, di questo cammino, che non è, diciamo, una cosetta, perché organizzare un cammino che parta da Rapallo per poi coinvolgere anche tanti ragazzi delle diocesi sino a Roma è un'esperienza, diciamo, anche di preparazione che vi porterà a delle scelte concrete. Assolutamente sì, è un percorso bello perché lo viviamo come diocesi di Chiavari, ma insieme ad altre diocesi, Genova e La Spezia, e a tutte le altre diocesi ligure. Indubbiamente faremo delle scelte, e queste scelte ci porteranno quindi a vivere, secondo me, però un percorso bello, che sia veramente d'aiuto per i giovani, che possano trovare qualche spunto per la loro vita, qualcosa di bello da poi mettere in pratica. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza bella anche dal punto di vista di giovani, proprio perché siamo stati coinvolti insieme agli adulti nel pensare la Chiesa, e quindi imparare a pensarla insieme è qualcosa di bello, che ci fa sentire partecipi e ci fa pensare che è una cosa nel nostro cuore, ecco, che ci sta a cuore e per cui spenderci. Ecco, sentivamo parlare prima delle periferie che spesso anche Papa Francesco cita, insomma, in qualche modo le nostre vallate possiamo considerarle anche un po' periferiche rispetto ai grandi centri urbani. Ci sono esigenze che sono emerse diverse rispetto a quelle che possono essere le esigenze di una grande città? Sì, sicuramente il nostro territorio così frammentato in piccoli paesi e quindi in piccole parrocchie ci interroga, proprio pensando alle persone che sono presenti, al fare in modo che siano partecipi, ma che anche riescano a assaporare l'universalità, diciamo, della Chiesa, l'essere in contatto con la diocesi, non perdersi
nei campanilismi, ma allo stesso tempo comunque custodire la bellezza delle piccole comunità, dello stare insieme anche con la semplicità del vivere da cristiani. I giovani che cosa si aspettano da questo cammino futuro? Ma sicuramente penso, almeno io, ma vedo anche gli altri ragazzi che hanno partecipato, tanta voglia di cambiamento, di spendersi con passione, con fedeltà, con sincerità, ecco, e poi comunque sempre scoprendo il senso del Vangelo nella vita. Grazie. E ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai. Abbiamo una signora che fa parte del vicariato Valle Sturla. Urla, Borzonasca, Borgonovo, Montemoggio, San Siro, tutte queste piccole frazioncine, e devo dire che questo percorso è stato molto bello e se posso dire la parola chiave che alla fine di questo lavoro ci ha accomunati è l'accoglienza. Accoglienza è avere lo sguardo rivolto verso le necessità delle nostre parrocchie, cioè soprattutto in territori così vasti, così frazionati, spesso non ci si accorge di quello che ci abita nella porta accanto, no? Cioè delle esigenze che ci sono, e quindi da qui penso che partiranno dei progetti per appunto essere più attenti agli altri, alle famiglie, all'accoglienza delle famiglie, all'accoglienza dello straniero, che da noi è abbastanza numeroso, quindi veramente una chiesa in uscita, come si diceva l'anno scorso appunto nel congresso, una chiesa attenta all'altro. Voi come avete lavorato? Quanto vi siete visti? In che modo si è svolto un po' questo cammino? Ma ci vedevamo più o meno una volta al mese, eravamo divisi in due tavoli e quindi ci scambiavamo queste riflessioni e ripeto, ci siamo resi conto di come sia così nell'era tecnologica delle telecomunicazioni e di tutto, alla fine non sapere che ci sono effettivamente delle priorità, e in questo percorso abbiamo anche affrontato appunto il discorso della famiglia per quanto riguarda, no? Anche io per esempio sono catechista e ci viene spontaneo dire ci vuole anche l'appoggio della famiglia, quindi un'accoglienza in più, un'attenzione in più alle famiglie e a tutte le esigenze che questo comporta. Anche il mondo della vita religiosa ha partecipato a questo lavoro sinodale dei tavoli. Tu intanto in quale lavoro eri? Io ero nel gruppo di Uscire, eravamo un bel gruppo, una ventina di persone, e diciamo che da subito ci siamo trovati subito a nostro agio. Io penso che il discorso di comunione sia nato proprio quasi distinto. Eravamo quasi non tutti delle stesse parrocchie, quindi c'è stato anche una comunione anche da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto bene, anzi alla fine dei lavori abbiamo chiesto, cioè ci siamo detti tra di noi, abbiamo desiderato tutti insieme di rivederci una volta in più, proprio per una condivisione così che fosse al di fuori dei lavori. E penso che la cosa bella, secondo me, che un miracolo a livello sinodale ci sia stato in questo piccolo gruppo, e questa comunione, questa amicizia che è nata, a prescindere anche dal lavoro, credo che sia già un piccolo frutto di quello che vuole essere invece il lavoro desiderato dal nostro vescovo. Spero che possa essere anche questo, come dire, una piccola cartina tornasole, che si può fare veramente qualcosa insieme.
È stato bello, come dicevi, raccogliere questa esperienza nelle case, perché i tavoli si sono realizzati poi non solo nelle parrocchie ma anche nelle abitazioni, quindi anche dando una dimensione più familiare possibile a questa esperienza di comunione che, come dicevi, per il tuo gruppo, ma immagino anche in tanti altri gruppi, diventerà anche un'esperienza di amicizia che continuerà anche dopo il lavoro fatto. È passata quasi una settimana dalla grande assemblea diocesana, ma già il cammino è ripreso nei vari ambiti con alcune linee guida. Uno dei punti sui quali il Vescovo si è soffermato è quello della costituzione dei consigli d'ambito, ma anche altre sono le richieste esplicite che Monsignor Tanasini ha illustrato alla piazza sulla base delle istanze mosse dai singoli vicariati, dai singoli ambiti. Allora andiamo a ripercorrere anche il cammino attraverso quelle che sono le prospettive future. Una delle consegne del Vescovo alla comunità diocesana, la necessità di creare consigli pastorali d'ambito. Un suggerimento, potremmo dire, che è stato messo a fuoco proprio all'interno di un tavolo del vicariato Chiavari-Lavagna. Sì, il lavoro dei tavoli appunto della città di Chiavari, nell'ambito anche della Chiavari-Lavagna, essendo ambiti cittadini dove esistono diverse parrocchie, diversi movimenti e con diverse esperienze, anche diverse modalità di vivere la vita cristiana, si è visto proprio come la necessità di avere un consiglio pastorale, proprio come spazio di condivisione di quelle che sono le varie esperienze, ma proprio come arricchimento delle varie esperienze singole nelle singole parrocchie. Quindi proprio direi il consiglio pastorale come spazio proprio di lavoro sinodale nell'ambito della città. Quali consegne personalmente ti sei portato a casa dal lavoro di questo tempo? Beh, certamente lavorare in gruppo è sempre una bella esperienza ed è stata una bella esperienza per tutti, mi sembra, per tutti quelli che hanno partecipato, e certamente si è visto come sicuramente è da ripetere, sicuramente è da portare avanti, è uno spazio lo spazio di condivisione è sempre uno spazio di formazione in questo senso e di crescita soprattutto. Abitare nella città degli uomini, partecipi e attenti alla concretezza di quanto accade nel territorio. È un'ulteriore consegna lasciata dal Vescovo. In che modo è possibile incarnare nel quotidiano vivere questa traccia di lavoro? Beh, direi che il Vescovo oggi ci ha parlato in qualità certamente di cristiani, in senso semplice, senza nessun distintivo. Ha voluto spogliarci un po' alcune volte dei nostri protagonismi, dell'appartenenza un po' alle nostre associazioni o ai nostri ruoli. E l'invito è stato molto chiaro, nel senso una comunione non solo fra le parrocchie, ma anche un'attenzione, come dire, alla realtà che ci circonda. Il richiamo forse che io ho percepito è quello agli uomini di buona volontà, come dire, quindi tutte quelle persone che effettivamente non hanno solo la necessità di professare una fede o di celebrare dei riti, ma persone che si prendono cura, come dire, in ambito politico, sociale, parlava del mondo dello sport, della scuola, quindi come dire, a spendersi, fare, come dire, una liturgia della vita, ecco, piuttosto che invece celebrare certamente con magnificenza o magari con celebrazioni piuttosto fredde e dimenticarsi invece la presenza degli altri, ecco. Essere attenti alla realtà del nostro tempo, dunque anche ai fenomeni migratori che caratterizzano proprio quest'epoca, seguendo un'altra traccia di lavoro suggerita dal Vescovo: la carità non abbia finzioni. Tu ti occupi anche del progetto di accoglienza dei migranti nella nostra diocesi. Come è possibile allora tessere una rete tra il bisogno e la risposta a questo bisogno? Beh, questo è un dato interessante anche perché l'accoglienza dei rifugiati ci mette di fronte a religioni, ad altri tipi di religioni, quindi non solo cristiani cattolici, ma anche cristiani di altre chiese o addirittura musulmani. E questo è un dato interessante. Devo dire che in tutte le parrocchie si è aperti in maniera consapevole, in maniera
anche caritatevole alle altre culture, al modo di convivere, ecco, fra persone di diversa religione e di diversa cultura. Questa è stata una risposta degli ultimi anni molto positiva, un'esperienza che effettivamente come diocesi abbiamo avuto la fortuna di far crescere e di portare avanti con frutto. Un'attenzione particolare suggerita dal Vescovo alle celebrazioni liturgiche, in particolar modo anche la cura del canto. Per la sua esperienza, come vive questo servizio all'interno della sua comunità parrocchiale e non solo? L'esperienza del canto è sicuramente un'esperienza di comunione, aiuta a pregare, si dice anche che cantare vuol dire pregare 2 volte. Si stringono delle bellissime amicizie, si fanno le prove, a volte ci si stanca a fare le prove perché si finisce tardi, però ogni volta c'è la voglia di ritrovarsi, di ricominciare e di fare questo servizio. Lei fa parte anche dell'esperienza del coro diocesano. Che cosa significa poter curare la liturgia insieme ad altre comunità? Il coro diocesano è un'esperienza bellissima perché ci riuniamo persone che cantano in altri cori. Ci si vede le volte che ci viene richiesto di fare il servizio, tipo la messa crismale, la nomina del diaconato, la nomina dei sacerdoti, e sono momenti secondo me di un'intensità estrema, per cui personalmente vengono vissuti molto intensamente e vedo che anche le altre persone che cantano con noi sono molto attente e coinvolte da questa esperienza. Il Vescovo rilancia la necessità di una formazione non soltanto di tipo intellettuale o culturale, ma proprio per crescere nella vita cristiana. Quanto questa esperienza fa parte della tua vita di seminarista? Sì, diciamo che il percorso del seminario ci aiuta anche in questo ad approcciarsi all'esperienza dello studio, della formazione intellettuale, non solo come un qualcosa che ci arricchisce intellettualmente, come un qualcosa che facciamo per noi, per la nostra vita soltanto, ma come una ricchezza che ci avvolge un po' a 360 gradi e che è sempre finalizzata comunque a vivere la nostra vita cristiana nelle comunità, e quindi un sapere sempre che ci serve per il nostro ministero, per metterci in ascolto anche degli altri, del Vangelo, della realtà che ci circonda, e mai un qualcosa che è semplicemente un ripiegarsi su se stesso, su delle conoscenze astratte che poi non toccano la vita delle persone. E ora concludiamo la nostra puntata di Noi Chiesa con alcuni appuntamenti che riguardano la nostra diocesi. Domenica prossima alle 15:30 farà l'ingresso ufficiale nel santuario di Nostra Signore del Ponte a Lavagna Don Stefano Libini, nominato dal Vescovo parroco di questa comunità insieme alla comunità di San Lorenzo di Cogorno. Don Stefano Libini subentra quindi a Don Stefano Giuppone, che ne è stato amministratore parrocchiale in questi mesi dopo il trasferimento dell'abate Don Gianluca Trovato al santuario di Montallegro. Don Stefano Libini è nato a Genova il 30 dicembre del 1964, è stato ordinato sacerdote il 15 maggio del 2016. Nell'assumere il nuovo incarico, Don Stefano lascerà le comunità dell'Alta Val Graveglia, di cui è stato amministratore parrocchiale. Qui vi subentrerà Don Paolo Nicora, sacerdote novello, ordinato dal Vescovo nella solennità di Pentecoste il 20 maggio scorso. Don Paolo, 44enne, originario di San Salvatore di Cogorno, è stato in questo periodo, nel periodo di diaconato, aiuto pastorale nella zona di San Salvatore. A lui vengono affidate le comunità dell'Alta Val Graveglia, ovvero San Lorenzo di Arzeno, Santa Maria e San Michele di Nascio, Sant'Apollinare di Reppia, San Bartolomeo di Statale e San Pietro di Zerli. Anticipiamo ora un appuntamento che in diocesi si terrà il prossimo 6 di luglio, ma già nei giorni prossimi è in uscita un nuovo volume dedicato a 2 figure che sono state molto importanti nella vita di un sacerdote diocesano. Stiamo parlando di Don Nando Negri. Olga e Gigetto Negri è il titolo del volume, scritto a 2 mani da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta, che parla proprio della storia dei 2
due fratelli di Don Nando, Olga e Gigetto. Infatti, insieme al fondatore del villaggio del ragazzo, sono stati in costante unità di preghiera con il fratello sacerdote, con le monache benedettine del Santissimo Sacramento di Ghifa sul Lago Maggiore. A loro è dedicato questa pubblicazione, che è principalmente una raccolta di lettere, soprattutto di Luigi durante la prigionia. La presentazione avverrà il prossimo 6 luglio in occasione del 12° anniversario della partenza per il Paradiso di Don Nando e sarà alle 21 in Casa Caritas a Chiavari. Con questo appuntamento si conclude la rubrica Noi Chiesa. Come sempre ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.